Abbiamo puntato sullo sviluppo del prodotto per dare un benessere al piede, soprattutto del ragazzo. Il mio obiettivo, prima di tutto, era creare un prodotto che potesse anche essere spiegato alle famiglie, soprattutto mamme, perché su certa età decidono ancora loro cosa comprare al figlio, anche se il figlio vuole la calzatura di Ronaldo. Qui noi spieghiamo i benefici che ha, cioè il Shock Absorber in un piede in fase di sviluppo cerchiamo di tutelare il piede del ragazzo. Io sto lavorando tanto sulle giovanili, cioè a me l'atleta di punta al momento non mi interessa proprio perché non mi dà quel feedback. Stiamo sviluppando sulle giovanili e vedo che c'è un riscontro, perché io ho visto da under 14 c'è gente che adesso è in under 19 e sta usando sempre le nostre calzature. Vuol dire che il beneficio è anche, siamo riusciti a trasmettere il beneficio della scarpa. In più abbiamo cercato di svilupparla con materiali un po' nobili come il pellame, ma anche i lacci che sono in cotone. Facendoli in cotone non si slacciano mai, quasi. Difatti gli altri marchi che non li usano in cotone durante le partite vedi sempre il giocatore che si allaccia. Gli abbiamo dato un comfort col sottopiede che sia traspirante e ammortizzante, però abbiamo puntato sullo sviluppo del prodotto per dare un benessere al piede, soprattutto del ragazzo.